So l'odore de tappo del vino che hanno rimannato indietro. So i calli sulle ginocchia di chi ha pregato tanto e non ha mai avuto. E c'ho fegato. Aia. So come il vento. Vado dove va. Vado dove va, ma sto sempre qua. E brindo a chi è come me, al bar della rabbia, e più bevo e più sede mi viene, sti bicchieri so pieni di sabbia. Per tante persone arrivare in televisione o a essere conosciuto dalla gente nei locali così è una cosa su cui poi uno dice io so quello che... Invece magari basta che... Cioè io penso che per me quello che conta, per cui io mi sento importante, sta bene con la ragazza mia, con gli amici, queste cose. Diciamo che la cosa difficile è scampare un po' alla... per me almeno, a fare il personaggio, cioè quello mi fa paura. So il giro a vuoto dell'anello cascato ardito della sposa, che poi l'ha raccolto e me l'ha tirato, e io gli ho detto meglio, sto bene da solo, senza mogli e senza buoi, e se me libero pure dei paesi tuoi sto a cavallo, e se me gira faccio fuori pure il cavallo, tanto vado a vino, mica a cavallo. So al buco nero del dente cascato al sorriso della fortuna, e la cosa più sfortunata e pericolosa che mi è capitata nella vita è la vita, che una volta che nasci giri, conosci, intrallazzi, ma dalla vita vivo non ne esci. Uno solo ce l'ha fatta, ma era raccomandato. I vecchi film hanno influito parecchio, pure l'avanspettacolo. Sono appassionato di Petrolini, Gigi Proietti, Manfredi, Totò. Poi diciamo che ho fatto le mie esperienze anche al di fuori da questi ricordi, che magari che per me sono ricordi d'infanzia, che però c'ho sotto pelle. E brindo a chi è come me, al bar della rabbia, e più bevo e più sede mi viene, sti bicchieri so pieni di sabbia.